Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Buongiorno al nostro ospite Domenico Basso, un collega giornalista di lungo corso, ed è qui per presentare il suo, la sintesi, se vogliamo, di tanti anni di attività, no? Hai sintetizzato in 40 protagonisti italiani gli incontri, le interviste realizzate negli anni della tua attività giornalistica, e abbiamo qui per presentare Volti e Storie, 40 protagonisti italiani, antica edizione. 40 protagonisti italiani, una selezione di tutti i personaggi che credo siano decine di più che hai incontrato nella tua lunga carriera. Come li hai selezionati questi 40 protagonisti? Perché quelli che ti hanno colpito di più, c'è un significato, c'è un filo conduttore da un protagonista all'altro? Come nasce questa raccolta di interviste, che sono le tue interviste televisive, le tue interviste fatte poi anche negli anni di attività nei giornali? Allora, intanto buongiorno a tutti, che sia una bella giornata per tutti quanti oggi. Allora sì, è un libro che raccoglie una serie di incontri che io ho fatto, ormai sì, sono passati quasi 40 anni di attività professionale, quindi insomma di personaggi, di incontri ne ho fatti parecchi. Sono protagonisti italiani perché è vero che ce ne sono molti del Veneto, del nord-est, ma ce ne sono molti anche a livello nazionale. Sono giornalisti, sono scrittori, personaggi del mondo della cultura, dello sport, della musica, e quindi diciamo che ho messo insieme quelli che potevano avere, diciamo, anche una attrattiva maggiore e che comunque avevano delle storie da raccontare. Diciamo che fondamentalmente sono tutte storie di successo, successi che sono stati costruiti nel tempo, successi che magari non sono arrivati subito, ma c'è stata la perseveranza, la resilienza anche per ottenerli, e quindi credo che possano essere delle testimonianze utili anche per chi in un certo momento della propria vita possa dire posso farcela anch'io. Può esserci stato un momento di difficoltà, di crisi, di buio, però posso farcela perché la vita ha questa grande bellezza di poterci regalare ogni giorno dei pezzetti di storia. Io, ecco, qui dentro ho cercato di raccontare temporalmente dei pezzi di storia ai quali ovviamente i protagonisti del libro, strada facendo, auguro che possano aggiungere tante altre belle storie nella loro vita. Posso farcela? È un po' questo l'elemento, no? Il comune denominatore di queste interviste, di queste storie. Posso farcela perché ce l'ho fatta con il merito. In questo momento questa parola, no, è diventata di dominio pubblico. Sì, sicuramente sì, perché c'è gente che magari era stata scoraggiata anche, ci sono alcuni cantanti all'interno del libro, ci sono Mal, Bobby Solo, eccetera. Uno di loro racconta che quando era andato a fare il provino, quelli che non c'era ancora X Factor all'epoca, gli avevano detto no, guarda, è meglio che lasci perdere, è meglio che cambi registro e fai qualcos'altro, studia. E invece c'è stata poi la voglia di continuare, c'è stata anche la persona che ha creduto in questo ragazzo, in questo giovane, e quindi poi il successo è arrivato. Quindi insomma, se uno ha le qualità, credo che se non è subito, con il tempo, però l'importante è crederci. Quanto incide la fortuna nella realizzazione? Non so se posso dirlo, casomai lo tagliamo questo pezzo. Allora, a proposito della fortuna, nel libro c'è anche il ritratto, incontro con Vittorio Feltri, giornalista, direttore, una persona, devo dire, squisita, al di là di quello che a volte può apparire in televisione, perché no, lo vedete sempre arrabbiato. Invece, però si percepisce una gradevolezza che nasce anche dall'intelligenza, sì, quegli agganci che non sono mai fuori luogo. Possono essere un po' esasperati nei toni, ma non sono sempre colpi di fioretto. Sì, io ho questa idea di Vittorio Feltri. Lo considero una persona squisita. Io l'ho conosciuto
non tantissimi anni fa, però ho avuto modo di, così, poi nel privato è veramente molto, molto cordiale. Ecco, Vittorio Feltri racconta della sua vita, e tu dicevi della fortuna, no? Lui dice che nella vita di una persona deve esserci anche quello che definisce san culo, passatemi il termine. Fattore C. Perché il fattore C? E lui l'ha detto, io ce l'ho avuto, perché quando era inviato del Corriere della Sera, seguiva gli atti del processo Tortora, lui che non amava giocare a carte, perché come sempre quando ci sono i grandi eventi di cronaca, i giornalisti si riuniscono in pool, no? Lavorano insieme, certo. eccetera, la sera sono lì, giocano a carte, cioè a me non piaceva giocare a carte, quindi andavo in camera e così sfogliavo gli atti del processo di Tortora, e a un certo punto ho scoperto che c'era in fianco al nome di Tortora c'era un numero di telefono, e io ho provato a farlo quel numero di telefono, quel numero di telefono certo non rispondeva a Tortora, ha risposto una persona, cioè era una cosa talmente semplice da fare. Infatti nella revisione degli atti sicuramente il lavoro che ha fatto Vittorio Feltri è stato fondamentale. È la storia che fa il volto o il volto che fa la storia? Diciamo che è la storia della persona che poi fa il volto, perché tu puoi essere anche un volto, voglio dire, anche una bellezza, no? Se poi non c'è una sostanza, quindi è il percorso di vita che poi costruisce la persona, le sue sfumature, la sua credibilità. In 40 anni di carriera ha intervistato decine e decine di persone, da persone volti che poi è anche sbagliato ritenere che sia un volto una persona famosa. Volto è anche la persona che certo. incontri nella quotidianità e che ti racconta una storia, che è una storia di vita. Ecco, infatti io nell'introduzione scrivo proprio che ogni persona è un volto e dietro ogni volto c'è una storia da raccontare, perché tutti abbiamo delle storie da raccontare. La persona che incrociamo per strada la mattina con gli occhi bassi, io ecco, soprattutto durante la pandemia, quando andavo al lavoro in redazione, facevo un pezzo di strada a piedi, erano gli anni, il primo anno, insomma, tutti con la mascherina, e mi piaceva incrociare gli occhi delle persone e attraverso quegli occhi cercavo di capire gli stati d'animo. Allora vedevi le differenze, vedevi volti comunque sereni, vedevi occhi preoccupati. Ci sono tantissime storie nella quotidianità. Qui c'è il racconto della vita, quindi attraverso volti e storie. Ma pezzetti di vita di quelle persone, ovviamente, sarebbe esagerato. Ma messi insieme tutti quanti della vita in genere. Vengono fuori tanti piccoli sceneggiati, messi insieme può venire fuori un bel pezzo di vita. Dal punto di vista proprio professionale, 40 anni di carriera, nei 40 personaggi che hai raccolto in questo tuo libro, vai in vari periodi della storia italiana, potremmo dire così. L'approccio proprio professionale, la tecnica dell'intervista o per arrivare alla storia bisogna arrivare, credo, al cuore della persona che si intervista. È cambiata? Cioè, come funziona? Hai dovuto adeguare il linguaggio nel corso degli anni con l'evoluzione anche della comunicazione. E io ho un po' una sensazione, non so se tu hai la stessa sensazione, non so se è una nostalgia anagrafica, però un tempo si riusciva ad andare più a fondo anche nel poco tempo che si aveva per fare un'intervista, c'era una dialettica più intrigante. Oggi spesso ci si trova di fronte a slogan, a frasi fatte, a superficialità. Ma Iaro, ti dico, io credo di essere rimasto sempre lo stesso, nel senso che a me piace incontrare le persone, io ovviamente vado sempre alla ricerca di qualcosa che possa creare, no, anche un'emozione, anche e soprattutto per chi legge, non deve uscire un ritratto freddo.
Poi ovviamente negli anni cambia il lavoro, è cambiato sicuramente il lavoro, quindi diciamo le nuove generazioni e soprattutto anche di fronte ai nuovi strumenti di comunicazione, no? I social, tutto si consuma in fretta. Allora, mentre una volta anche nei giornali, no, c'era la guerra, lo scoop, chi arriva primo, adesso possiamo dire che è tutto scoperto, cioè ogni giorno le notizie galleggiano, l'abilità sta nel riuscire a cogliere quelle che sono le notizie che interessano di più, che toccano di più le corde delle persone. Ovviamente per toccare le corde delle persone, anche nelle interviste bisogna perderci del tempo. Adesso sappiamo un po', no, come funziona, no? Nel senso che si corre, soprattutto c'è la guerra per i siti, chi arriva prima, e quindi abbiamo perso forse qualcosa da questo punto di vista. Volti e storie, e se analizziamo i social, c'è questo termine, no? Ho fatto una storia in Instagram che sono poi 10-20 secondi. Quanto questa storia che viene fatta da tutti, magari anche da chi fa questo mestiere, è frutto, perché si può arrivare a una sintesi partendo però da un approfondimento, da un'analisi. Cioè, un conto se la sintesi è buttata là, ecco. Però ecco, devo dirti che io vedo degli aspetti positivi anche in questa modernità. Io per un periodo in redazione, nell'ultima emittente dove ho lavorato, ho avuto un gruppo di studenti del liceo e sono venuti per un mese, se non ricordo male, e ogni settimana realizzavano un servizio sulla città vista dai giovani. Erano seguiti da una mia giornalista e insomma vedevi che comunque avevano uno sguardo diverso dal nostro, che andava benissimo. Dopodiché, quando hanno finito questa esperienza, siccome poi uscivano con le troupe, con i giornalisti, hanno fatto le storie. Beh, insomma, io ti dico, hanno realizzato che spero di averli ancora, perché li avevo messi da qualche parte, e sono stati in grado di fare una sintesi vivace, ma nello stesso tempo emozionante, perché loro si erano integrati, no, nella redazione e si sono sentiti giornalisti e quindi hanno trasmesso in quei pochi minuti, no, neanche probabilmente un minuto e mezzo, hanno trasmesso proprio tutta la loro passione e anche la gratitudine, se vuoi, di essere stati con noi. Quindi bene che cambi lo strumento, bene che cambi il linguaggio, bene che cambino le tecniche, purché però si arrivi sempre alla storia. Esatto, bisogna avere proprio la curiosità di centrare la storia, di vedere le cose e non semplicemente di guardarle, perché io posso guardare una strada, vedo che è dritta, io vedo una strada ma mi accorgo che è piena di buche. Questa è la differenza tra guardare e vedere. È una questione di talento o è anche una questione di formazione, preparazione, competenza? Secondo me è un mix delle due cose, nel senso che uno nasce anche con la curiosità, se la porta dietro, se la porta avanti, a prescindere dal lavoro di giornalista o meno che fa. Poi ovviamente si può affinare se strada facendo incontra delle persone che gli fanno capire che è un talento quello che ha, questa voglia di curiosare, di conoscere, di approfondire, allora esce il mix perfetto. La prima azione quando incontri una persona da intervistare è quella di osservargli gli occhi? Sì, guardo gli occhi, sì. Ecco, una cosa che per trovare empatia tra la persona che intervista e la persona che parla è riuscire ad incrociarsi negli occhi. Tu ci fai caso sicuramente quando vai in giro, quanta gente mentre tu parli guarda da un'altra parte e difficilmente si incontrano gli sguardi. Questo è un segno di rispetto anche nei confronti dell'altro. Ecco, quindi è molto più facile sedersi a un tavolo, come siamo io adesso, io e te, ci guardiamo direttamente negli occhi e capiamo che le cose che io dico, non dico che tu le ritieni interessanti, no, però stiamo interagendo. E le ascolti. Stiamo interagendo. Esatto, e questo è quello che forse manca oggi. Non voglio spoilerare il contenuto del libro, che però vedo dei nomi interessanti e
la troverai una domanda banale, Carlo Nordio. Carlo Nordio, allora, con Carlo... Anche per l'evoluzione, no, del ruolo che ha assunto, io mi ricordo ancora fino a 5-6 anni fa ha sempre detto che insomma, magistratura e politica dovevano rimanere, poi ha motivato in campagna elettorale proprio la giustificazione per cui ha deciso di accogliere la candidatura, perché voleva fare qualcosa veramente per la giustizia. Sì, sicuramente, infatti io lo conosco da tanti anni, avevo diciamo il pezzo dedicato a Carlo Nordio, non pensavo che poi potesse strambare nella direzione politica, tant'è vero che poi insomma l'ho aggiustato con altre interviste che poi ho fatto nel periodo, diciamo, nel brevissimo periodo politico di Carlo Nordio. Sì, effettivamente come dici tu, lui a un certo punto ha detto, beh, io insomma ho anche criticato, è arrivato il momento di provare a fare qualcosa, quindi tanto di rispetto, tanto di cappello per una persona che è sempre stato molto, molto trasparente, molto apprezzato da tutti. Anche io ho parlato in questa campagna elettorale anche con avversari, con avvocati, che tutti ne hanno parlato benissimo come persona. Sì, c'è un'adesione trasversale. C'è trasversale, sì. E io credo, questa è una mia valutazione politica, penso condivisibile, che anche una buona parte del successo che Fratelli d'Italia ha avuto in Veneto, erodendo probabilmente consensi alla Lega, sia stato legato, scusa il gioco di parole, a questa candidatura, candidatura azzeccata secondo il mio punto di vista. Sì, infatti lì probabilmente la Lega si è fatta perdere, ha perso un'occasione, l'ha persa prima nella fase della Presidenza della Repubblica, perché ovviamente se ti ricordi, anche qui, anche nel Padovano, Nordio veniva sempre invitato ai convegni sulla sicurezza da parte dei leghisti. E poi la Meloni è stata brava, è stata più rapida. Molto più rapida e probabilmente anche più convincente. Sì, probabilmente sì. Poi di Nordio, tra l'altro, ecco lì, cioè, si parla sì di quello che è stato come magistrato, di quello che farà da ministro, ma abbiamo parlato anche di quello che avrebbe voluto fare Carlo Nordio, perché Carlo Nordio sognava di diventare un chirurgo e invece ha dovuto fare i conti con la patofobia, cioè la grande paura delle malattie. Infatti, cosa che ho anch'io, e infatti quando ci incrociamo, no, abitiamo tutti nella stessa città, eravamo anche da bambini vicini di casa, la prima cosa che facciamo, e anche prima dell'intervista, cominciamo a parlare, ci confrontiamo sulle malattie, sulle ultime analisi cliniche, sui disturbi, esatto, sugli screening, su queste cose qua. Di Luca Zaia un aspetto che non è il politico che vediamo tutti, perché poi in queste storie che tu racconti attraverso le interviste emergono anche aspetti dell'essere umano, del privato, se vogliamo, un privato inteso come personalità, no? di queste figure. Di Zaia che cosa ci puoi dire, che cosa ci troviamo? Beh, Zaia, diciamo che Zaia è un personaggio che si è svelato abbastanza, no, negli anni, nel senso che diciamo che nel libro siamo tornati a toccare gli argomenti legati alla discoteca, al mondo della notte, un mondo che lui non rinnega perché ovviamente... Ha svelato anche nel libro, no? Esatto. Ragioniamoci sopra, esatto. C'è molta della sua vita privata. E infatti rimarca il fatto che quel tipo di esperienza gli è servita tantissimo per mettersi in sintonia con la gente, perché dice di notte, poi nelle discoteche passa di tutto, ci sono i giovani, ci sono anche quelli meno giovani, ognuno ha un problema e quindi sei lì e li ascolti. Ci sono tanti sportivi tra i 40 selezionati, sì. Perché e chi ti ha... Guarda, ti ha coinvolto di più? Guarda, gli sportivi, l'ho detto anche in un'altra occasione, il momento che mi è piaciuto di più è stato quello con Paolo Rossi, che purtroppo ci ha lasciato. È una persona che io ho conosciuto tardi, l'ho conosciuto nei... circa 5-6 anni fa, è nata così non dico un'amicizia, però una simpatia. Lui veniva a Vicenza, dove io lavoravo, però aveva
ovviamente la sua attività in Toscana, e mi aveva assicurato che avrebbe fatto questa intervista. Poi una cosa e l'altra non riuscivamo mai. Poi una mattina è arrivato il messaggino, mi ricordo alle 7:20 del mattino, dove diceva che era disponibile, ci saremmo trovati allo stadio Menti. Ecco, in questo gesto io ho scoperto il campione da un punto di vista soprattutto umano. Cioè era una persona che non cercava i grandi palcoscenici, è una persona di parola, che quando la dava la manteneva, e poi ha dimostrato anche di essere un campione tra la gente. Quindi vero campione. Un vero campione. Infatti nella mia introduzione dico che mi sarebbe piaciuto consegnargli una copia di quel libro con la dedica a Paolo, campione gentile. Sami Basso, a proposito di gentilezza. Sami Basso è una persona straordinaria, una persona squisita. Per chi non lo conoscesse, insomma, è un ragazzo di 27 anni che soffre di una malattia, la progeria. Ci sono stati così individuati 130 casi al mondo, è la malattia dell'invecchiamento, però è un ragazzo di una grandissima profondità. Ha lanciato anche un messaggio ai grandi della terra proprio in occasione della guerra, dell'ultima guerra, e ha detto: mi piacerebbe che il Papa, che un giorno lo ha chiamato a casa, mi piacerebbe che il Papa riunisse i grandi della terra e mi piacerebbe essere lì con loro per spiegargli che ci sono sì queste guerre, ma ognuno combatte una guerra quotidiana e ci sono persone che soffrono, persone che curano le persone che soffrono, e anche un minuto, una medicina sono fondamentali per la sopravvivenza. Ecco, se i grandi della terra si rendessero conto della fatica quotidiana che medici, infermieri e persone che lottano fanno, probabilmente vedrebbero i conflitti in modo diverso. Il Papa? Non ti è mai venuto in mente uno dei papi, di inserirlo? Vedo che c'è Don Antonio Mazzi, vero? C'è Don Antonio Mazzi, no, per il Papa vabbè, decideremo più avanti. No, anche Don Mazzi è stato un bel incontro, un sacerdote di 90 anni che a 90 anni dice: io, dopo tutto quello che ha fatto, il suo grande lavoro di recupero verso gli ultimi, verso gli emarginati, che dice a 90 anni: io devo reinventarmi, devo rimettermi in gioco, perché l'emergenza, la sofferenza, il disagio di una volta non è più quello di oggi, è cambiato. Oggi c'è il disagio dell'agio. Mentre prima erano emarginati, tossicodipendenti di Parco Lambro a Milano piuttosto che a Padova, eccetera, adesso c'è un disagio che è completamente cambiato, e ha fatto due bellissimi esempi di due ragazzi giovani che si è trovato di fronte e ai quali non sapeva che cosa dire. Passiamo alle signore che hai inserito nella tua selezione di 40 personaggi: Sabrina Salerno, Donatella Rettore, Sara Simeoni, Manuela Levorato, che sono un po' delle icone della musica Gabriella e dello Dorio. sport di un certo periodo anche, Sì. no? Dei mitici anni 80-90, quindi in quegli anni entusiasmanti, anche se avevamo un debito pubblico galoppante, e però anche difficili per le donne. Gabriella Dorio, per esempio, deve la sua fortuna, lo scrivo nel libro, alla nonna e a un sacerdote, perché erano gli anni in cui le ragazzine che andavano a fare sport, pantaloncini corti, eccetera, non erano ben viste. E lei però, quando correva, si sentiva con le ali e quindi non voleva mollare. La nonna aveva capito che Gabriella aveva questa grandissima passione, però i genitori non volevano. Allora la nonna un giorno ha detto a Gabriella: ci penso io. È andata dal sacerdote, il sacerdote è andato a casa dei genitori e ha detto testualmente:
per Gabriella correre è un dono del Signore e quindi dovete farla correre. E quindi di fronte a un sacerdote che dice che è un dono del Signore la corsa, i genitori hanno dovuto farla continuare a correre. Scorrendo vedo che c'è Oliviero Toscani, simpatico o antipatico? Ma Oliviero Toscani è una persona, anche qui, tornando al discorso dell'intervista, dipende anche come li prendi, no? Io devo dire che anche con Toscani ho avuto un buon rapporto, è disponibile, avrei dovuto incontrarlo subito dopo la sua rottura con la famiglia Benetton, poi avevo già fissato l'intervista prima che ci fosse la rottura. Avvenuta la rottura pensavo che rinunciasse all'intervista, invece me l'aveva concessa ugualmente, soltanto ho avuto io un problema. In quella circostanza non l'ho fatta e quindi l'ho fatta successivamente, in occasione dei suoi 80 anni. Tornando allo sport, ci sono protagonisti, prima hai citato Paolo Rossi, c'è Cristian Ghedina, ma ci sono anche narratori dello sport come Marino Bartoletti o allenatori, Francesco Guidolin. Da loro quali sono gli elementi che Bartoletti, sono emersi? ecco, devo dirti, Bartoletti è anche lui una persona, è un giornalista secondo me d'altri tempi anche, cioè proprio anche con i modi garbati di raccontare le storie, tra l'altro sta scrivendo anche dei libri di successo e l'ho incontrato a Bologna nella sua casa sui Colli e proprio quando sono uscito dalla sua casa, dopo la conversazione con lui, molto, molto cordiale, eccetera, erano i primi giorni di primavera, lui abita in una bella casa con uno splendido giardino fiorito, allora ecco, la conversazione con lui molto piacevole, molto cordiale, dove ha parlato un po' del giornalismo, di come è cambiato negli anni, e uscire e sentire il profumo della primavera, questo mix mi ha fatto dire, queste interviste potrei trasformarle in un libro. Ci sarà un sequel? Non so se si può usare questo termine, perché di storie e di volti ne hai parecchi nel cassetto. Ci sono, sì, è una cosa che mi piacerebbe continuare, proprio perché, come dicevo prima, le storie sono infinite, le storie anche di persone semplici, ecco, non dico normali, persone semplici che non vediamo tutti i giorni sugli schermi per successi o per altre avventure, quindi credo che sarebbe piacevole. Siamo in chiusura, se non ricordo male, al termine delle tue trasmissioni, dopo le interviste che conducevi, amavi fare il cosiddetto selfone, no? Se c'era più di un ospite, oppure sempre un selfie con l'ospite, quindi fissare l'immagine. Siccome la tua esperienza giornalistica è sia di carta scritta ma anche di televisione, il rapporto tra la parola e l'immagine, come si compenetra? Perché se vogliamo anche il selfie, no? È un cristallizzare lo sguardo e quindi è una sintesi di una storia, di un volto. Sì, le interviste si chiudevano quasi sempre, quasi con tutti, con un selfie e tutti quanti si prestavano anche, all'inizio era un po' titubante, però ecco, anche quell'immagine finale dove vedi tutti, le ho conservate, vedi tutti comunque con il sorriso e non con il muso, come diciamo noi in Veneto, a dimostrare quasi la conclusione perfetta di un incontro, quindi c'era una perfetta integrazione tra quello che ci siamo detti e quello che ricorderemo di quell'incontro. E tu attraverso queste fotografie hai la consapevolezza che in qualche modo avevi portato a casa la storia. Sì, ho portato a casa la storia, facevo anche dei piccoli filmati poi che ho conservato, abbiamo fatto anche un piccolo video introduttivo alla presentazione del libro, tra l'altro lo presenteremo di nuovo a Treviso l'11 novembre alla presenza del presidente Luca Zaia, che nel libro, come abbiamo detto prima, però, come ti dicevo, la vita aggiunge pezzetti di storia, quindi l'11 novembre ci sarà un a elemento Treviso in più cercherò di scavare aggiungere e aggiungere altri pezzetti di vita ancora non svelata del Presidente della Regione. Io ti ringrazio Domenico Basso, volti e storie, 40 protagonisti italiani, ma ce ne saranno ci saranno altre raccolte, no? Con altri protagonisti, oppure gli stessi protagonisti con un pezzettino di vita in più
Antiga Edizione. Grazie a per te, Antonella, grazie averci per l'ospitalità. portato anche a narrare queste storie che poi sono storie di vita, come abbiamo detto durante questa nostra conversazione, intervista, Chiacchierata. chiacchierata. Grazie. Ringrazio anche i telespettatori, per State in Punto è tutto, ci rivediamo alla giornata con l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.